La notte romantica dei borghi più belli d'Italia ci porta a Follina. Ci troviamo nello splendido chiostro dell'abbazia di Santa Maria. Il nostro sarà un viaggio tra street food e fontane danzanti. L'abbazia cistercense di Santa Maria, detta anche di Sanavalle, è uno dei monumenti monastici più ben conservati di tutta Italia. Tantissime coppie la scelgono per il giorno del fatidico sì, per la bellezza dei suoi interni, per la romanticità del suo chiostro. Siete una coppia romantica? Come vi siete conosciuti? Chi è più romantico qui? Qua vedo un gruppo di persone romantiche. Romantico? No, italiano. No, romano. Ma il sindaco di Follina è romantico? Romanticissimo. Beh, Follina risponde sempre bene a questo tipo di eventi. Sì, vedo proprio che ci sta già animando bene e spero che questa sera lo spettacolo sia gradito a tutti, anche ai nostri amici di Wiffer che questa sera sono qui con noi. Italienischen Freunde aus Follina und wir freuen uns immer sehr, hier zu sein in Italien und ich lade schon jetzt alle italienischen Freunde ein, alle Follinesen im nächsten Jahr wieder nach Follina zu kommen, nach Wippfeld zu kommen. Ma Follina non è soltanto un luogo romantico, è anche la città dove l'acqua diventa musica. Allora, questa sera per il terzo anno abbiamo pensato all'acqua, Follina città dell'acqua, quindi abbiamo le fontane danzanti che in pratica è il terzo elemento. Siamo partiti 3 anni fa con l'aria, con la mongolfiera, l'anno scorso il fuoco con lo spettacolo appunto di fuoco, quest'anno l'acqua. A proposito di eventi, ce ne sarà uno grossissimo nel 2021 proprio qui a Follina. Beh, questo è un onore perché Follina nel 2021 ospiterà l'Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, quindi è un appuntamento importantissimo per noi di Follina ma per tutto il territorio.